Buonasera a tutti, BCTV, il tenore di oggi, di 9 di Sant'Andrea alla missa e 20 Kimbe. Bene, oggi pure siamo in Nocche, via Salvemini, a comunicare a Saida, a Ritenovas, e pure a che fuori da Saida, sono mantiero del BCTV, oppure sono della Vistichesa e quindi bisogna iscriversi a nuova di questa idea, ma non solo di questa idea. Allora, andiamo da innanzi, vediamo come si presenta Taoie Zucchelu e Zaida, ecco si presenta Diego, una bellissima immagine, questa idea ben istirrita, tra questo scucroso e questa bella nube sopra che gli apre le cornice. Una ida spantosa, eccola qua. Bene, idimo sotto la valle, te non narata, oggi 6 gradi temperatura massima, 9 gradi a minima, quindi un po' che due dritto, coccolateddo viene a Sasunnichi e poi cominciate a provare, dai mezzodì viene a Sastrese, Zelata, dai Sastrese in poi e resta coccolato. Grasa lunesi, amo coccolato in prima die, viene la saldecche, poi a sasonni che carichi gottio di aba e tornata a coccolato tutto sulla stessa die, perché 7 gradi temperatura massima, 9 gradi già minima. Cominciamo, io pure purtroppo che non ho toccamento d'oro, il mondaino, Saida in una bestesine che ravizzichesa, mele, a 70 Chimbano, che il morto Chirchedu Pintus, marito di Rosalia Pitalis, babbo di Battista e Grazia, frate di Giuliana, Tottona, Lucia e Giovanna, eppure da Pascaledo sovrate manno che fin morto a 49 anni. Si interro a essere in vizi, però non si galo vie, che hanno battuto essere data sicura a bolla per comunicare. Condolenze alle pazienti, a famiglia tutta da parte del vizi di voi. Addio. Perché? Bene, Bosamento che poi è la donazione sul sangue è già cominciata di sicuro, ho cominciata a Sasotto, da Sasotto a mezzodì, a curta sa sede del Savis. Andiamo al suo stoccamento di sportivo, ha giocato con Rasi Junior Bittese, e la Corrasi ha vinto 1-0, chissà Bittese. Come a Bortedì è giocata sa Lulese, chissà Dorgalese, a ora del Sastrese, e si stadio dell'Uvola. Poi Posammento Pulo, che adesso viene scominciato già viene nascosta, missa di Sant'Antioco Martire, domenica 9, di Sant'Andrea, a San 9 e 40 Chimbe, quindi praticamente già cominciato, anche sono già saldecche in punto. Bene, andiamo sul giornale che oggi è Spreno, Nova, Sopra, appunto questo disastro che è successo in Bizia, insomma, cominciamo dalla prima pagina della Nuova Sardegna, in un benarato un'auto contro un cinghiale, muore un medico. E allarme, vittima, un ortopedico di Bitti, l'esperto narrata invasione delle strade. Morto nell'auto uscita fuori strada dopo lo scontro con un cinghiale. È successo lungo la Sassari Olbia, vittima l'ortopedico di Bitti, circa Commelione di 44 anni. La tragedia infiamma la polemica per la presenza di oltre 100.000 cinghiali nell'isola. Sono estremamente pericolosi, dice l'esperto Andrea Sarria. Andiamo in un bel articolo sul giornale. No, in hoc travolto c'è un cinghiale, muore l'ortopedico 44enne, viaggiava sulla Sassari Olbia, la panda si è ribaltata e l'uomo è stato sbalzato dall'auto. Cioè, è stata chissà macchina manna, probabilmente non si era fatto nulla. Una sterzata improvvisa per evitare quell'ombra scura comparsa in mezzo alla carreggiata nel cuore della notte. La panda, che perde aderenza, si ribalta e inizia a rotolare senza più controllo sull'asfalto, prima di schiantarsi contro lo spartitraffico centrale in cemento.
È morto così, forse nel tentativo estremo di non togliere la vita a quel piccolo cinghiale che si è ritrovato in mezzo alla corsia. Ciriaco Meloni, 44 anni, stimato ortopedico di Bitti, che nella notte tra venerdì e sabato stava percorrendo la strada statale Sassari-Olbia in direzione della città gallurese. Mancavano poco più di 20 minuti all'1 del mattino quando si è verificata la tragedia all'altezza di Ploaghe. Ai soccorritori arrivati sul posto si è presentata davanti agli occhi una scena devastante: la Fiat Panda completamente distrutta, le lamiere accartocciate, il parabrezza in frantumi e i segni dell'impatto disseminati per un lungo tratto della carreggiata. A qualche decina di metri dall'auto la carcassa del cinghiale colpito dal veicolo. Quando la Panda ha urtato lo spartitraffico, il cemento in cemento e si è ribaltata e il medico è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Non ha avuto scampo. I sanitari della 118, arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del loro giovane collega. Insieme a loro hanno operato i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale di Tempio e Sassari, coordinate dal comandante provinciale Inti Piras, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire la rimozione del mezzo dell'animale, mentre gli agenti cercavano di ricostruire la dinamica dell'impatto. Quello di venerdì notte è il terzo incidente consecutivo e il quinto dall'inizio di novembre provocato da cinghiali lungo la Sassari-Olbia. Una scia di episodi che riaccende l'allarme sulla sicurezza di questa arteria, sempre più spesso teatro di scontri con animali selvatici. Ciriaco Meloni si è laureato in medicina e chirurgia all'Università di Sassari nel marzo 2008 e nel 2014 aveva conseguito con lode la specializzazione in ortopedia, traumatologia. Collaborava con il centro medico Monte Acuto di Budusò, dove era molto apprezzato per le sue doti professionali e umane. Si occupava del trattamento medico e chirurgico delle principali patologie ortopediche, con particolare esperienza negli interventi protesici di anca, ginocchio e spalla e nella chirurgia artroscopica delle lesioni sportive e chirurgia della mano. Tristissimo risveglio per il centro medico Monte Acuto, hanno commentato su Facebook colleghi e collaboratori. La notizia della tragica morte del nostro ortopedico Ciriaco Meloni getta un cupo sconforto il nostro staff e i suoi colleghi, nel nostro staff e nei suoi colleghi. La consapevolezza di quanto aiuto poteva ancora dare, di quanta ulteriore perizia avrebbe acquisito negli anni che il destino gli ha tolto, aggiunge al dolore una immensa amarezza. Addio Ciriaco, addio dottore. Non dimenticheremo mai la dedizione alla sua professione, unita ad un'umanità e umiltà difficile da trovare. Cordoglio è stato espresso anche dalla responsabile del centro Eleonora Ferreri, una grave perdita per il nostro centro, per la sanità in generale, persona straordinaria per doti umane e professionali. Anche Salvatore Lorenzoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Sassari, città dove Meloni aveva studiato, ha voluto mandare un abbraccio ai familiari del collega. Siamo molto addolorati, ci stringiamo a loro. Sconvolta anche la comunità di Bitti, dove Meloni era nato e dove vivono i familiari. Venerdì notte è probabile che Ciriaco Meloni stesse proprio facendo rientro nel suo paese di origine per trascorrere in famiglia il fine settimana. All'altezza di Ploaghe la tragedia che ha spezzato la sua vita e il medico viaggiava da solo a bordo della sua Fiat Panda. Della sua Fiat Panda. Quando il cinghiale gli ha tagliato la strada, l'utilitario lo ha urtato su un fianco e l'impatto l'ha trasformata in una scheggia impazzita.
L'ortopedico ha provato a controllarla, ma l'auto si è ribaltata più volte, finendo sulla barriera, sui New Jersey, in calcestruzzo armato. Per il medico, sbalzato dall'abitacolo, non c'è stato nulla da fare. Un grande medico, un uomo gentile, un protagonista, professionista stimato da tutti, ha scritto un'amica sui social. È morto sulla 4 corsie Olbia a Sassari, travolto da un destino assurdo. Un cinghiale che gli ha attraversato la strada su quelle strade ormai invase da animali e abbandonate all'incuria. Aveva solo 44 anni, aveva ancora tanto da dare, tanto da insegnare, tanto da vivere. Ciriaco. Ciao Ciriaco, che il cielo ti accolga con la stessa gentilezza con cui tu hai sempre accolto il mondo. Bitti, un ortopedico stimato ovunque, a partire dalla sua Bitti, dove era nato e cresciuto e dove tutti lo conoscevano. Il lavoro da anni lo portava spesso fuori dal suo paese, ma a Bitti Ciriaco ne aveva la casa natale e gli affetti e manteneva tante amicizie. Per questo ieri, non appena si è diffusa la notizia del tremendo incidente che gli ha spezzato la vita tra le vie del centro, i locali, ma anche attraverso i social, è arrivata una vera marea di messaggi di cordoglio. La tua morte, è stato il commento del sindaco Giuseppe Ciccolini, rappresenta una perdita che colpisce duramente non solo la famiglia, alla quale va l'abbraccio più sincero della comunità, ma di tutto il paese di Biti. Ciriaco era professionista stimato, un ortopedico competente e generoso, capace di prendersi cura dei suoi pazienti, con attenzione e umanità, dai più piccoli ai più anziani. La comunità bitese perde oggi un medico brillante e un uomo per bene, che ha messo la sua professionalità al servizio degli altri con dedizione autentica. A lui va la gratitudine dell'intera comunità. Ciriaco Meloni aveva studiato con grandi sacrifici fino a diventare un valido professionista e ogni giorno assisteva a decine di pazienti. Laureato all'Università di Sassari nel marzo 2008, eccoci la moglie Alessio, aveva fatto parte dell'equipe che ha impiantato una protesi di spalla grazie alla tecnologia 3D e ad un navigatore GPS. La prima volta in Sardegna per un intervento del genere e tra i primi anche in Italia. L'operazione era stata eseguita dall'unità operativa di ortopedia di Policlinico Sassarese. L'equipe era formata da Zabio Zilano, responsabile, e appunto da Ciriaco Meloni, Fabio del Prete e Francesco Masia. Il giovane medico di Bitti negli anni aveva sviluppato un'esperienza importante sui trattamenti medici delle principali patologie di interesse ortopedico e in ambito chirurgico, dei trapianti protesici delle principali articolazioni, anca, ginocchio e spalla, anche su trattamenti ortopedici delle più comuni lesioni sportive, ricostruzione dei legamenti al crociato anteriore, trattamento antroscopico delle lesioni del menisco, ma anche chirurgia della mano, sindrome dell'intrappolamento, tunnel carpale e cubitale e tendinopatia della mano e del polso. La sua crescita professionale e la passione con cui svolgeva il suo lavoro orientato verso le nuove frontiere della medicina, che aveva fatto un punto di riferimento per i colleghi della Sardegna. Ortopedico e chirurgo De Gabale, un vero medico di grande valore e spessore umano, così lo ricorda il compaesano e indipendentista Bustiano Composto in un lungo omaggio in versi in sardo. Ciao Ciriaco, grazie per tutto ciò che hai fatto per la nostra comunità. Scrivono invece gli amici della Polisportiva Bittese, un grande medico, un uomo gentile, un professionista stimato da tutti. Aveva solo 44 anni, scrive Margherita Baraglio, l'avvocata nuorese, aveva ancora tanto da dare, tanto da insegnare, tanto da vivere. Oggi restano il dolore, la rabbia e il ricordo di un uomo per bene che ha dedicato la vita ad aiutare gli altri. Adios, Ceri. Adios. No apa internes fosse saluto,
le canne entra e ti scampia a può salutare. Mi dispiace, veramente, si ne pone da prangere. Ecco, no, che ecco, questo si sa, sull'Unione Sarda investe un cinghiale, muore un medico di Bitti. Il sindaco, una grave perdita, curava i pazienti con umanità. L'ultima notte per un altro ennesimo automobilista, una fine giunta nel buio inframmezzato dai neon della statale 729 Sassari-Olbia, con quel chilometro il sesto a segnare il tratto di strada lungo cui viaggiava da solo Ciriaco Meloni, 44 anni, all'una circa di notte di sabato 8 novembre. Fino che pure aumentati i soccorsi, la polizia, la vittima, Ciriaco Meloni stimato esperto ortopedico, lavorava da tempo al Policlinico di Sassari e in una struttura privata, laureatosi nel 2008, si era specializzato con lode nel 2014 proprio in ortopedia e lavorava in ambito chirurgico con trattamenti protesici di anga, ginocchia e spalla, quelli artroscopici relativi alle lesioni sportive, dalla ricostruzione del crociato ai menischi. La sua scomparsa ha lasciato attonito il paese di Bitti, gli amici, colleghi, medici, in particolare il sindaco del centro nuorese Giuseppe Ciccolini, parlando per conto del Consiglio Comunale, ha espresso il suo cordoglio. La morte di Ciriaco rappresenta una perdita che colpisce duramente non solo la sua famiglia, alla quale va l'abbraccio più sincero della comunità, ma tutto il paese di Bitti. Il primo cittadino si sofferma poi sulle qualità umane e professionali della persona riconosciuta da coloro che avevano avuto a che fare con lui. Ciriaco era un professionista. I numeri, la scomparsa di Meloni non è certo isolata, cioè ben successo pure a reumatessi danni. Troppi rischi. Allora, allenante, provincia di Nuoro, Nuova Sardegna, consorzio di bonifica, distruzione in arrivo per l'emergenza acqua. Torpè, Guiso, Narata, le scorte bastano fino a gennaio. Quindi dai, no è spacco. Poste, dopo l'ammodernamento, riaprono i locali di Osida e Osini. La direttrice Narata, piccoli hub nella pubblica amministrazione. Terminati i lavori di ammodernamento, hanno riaperto al pubblico gli uffici postali di Osini e Osida. Ne siamo scontenti. Dopo le minacce per il galoppatoio, vicinanza bipartisan a Cartedda, riunione della Commissione Cultura e Sport nella struttura di Prattosalvo. Tecnologia in ospedale, nuovo acceleratore lineare, pronto per la radioterapia, in occasione in Nuova Sardegna. Sì. Siamo contenti di questa bella macchina. Allora, questa apparecchiatura arricchisce ulteriormente la dotazione tecnologica della sanità nuorese, in particolare della struttura complessa radioterapia oncologica diretta da Francesco Feno e permetterà una qualità di trattamento eccezionale, trattandoli di una tra le apparecchiature più avanzate esistenti che consentirà di rispondere alle esigenze di cura anche in casi più complessi. Ecco qua, ne siamo contenti di questa apparecchiatura nuova. Radioterapia, ecco stamattina stesso Unione Sarda, al via nuovo macchinario, nuovo acceleratore lineare alla radioterapia di Nuoro, installazione al via. Venerdì si è svolto il sopralluogo con il commissario della ASL Angelo Zuccarelli, Giuseppe Pintor, direttore di Ares, Francesco Feno, direttore di radioterapia oncologica, il sindaco Emiliano Feno.
il nuovo acceleratore lineare Electa Versa HD arriva a completamento della dotazione tecnologica della radioterapia. È una versione avanzata di quello attuale. Rebus del fine vita, i nodi da sciogliere sulla morte etica. Estesa legge regionale sul fine vita. La Sardegna tra le prime regioni ad approvare la legge, ma le incertezze restano. Il rapporto col paziente si fonda sulla volontà. Associazioni medici e legali al Abruzzo, mancano ancora linee guida chiare, però applicare la legge. I leoni da tastiera, gente frustrata, è proprio Gaieste. Le donne sono il bersaglio privilegiato. Pisano, psicoterapeuta, linguaggio violento, minimizzato. Mazzetti, Università di Sassari, la logica del capro espiatorio alla base dell'odio social. L'inqualificabile aggressione verbale nei confronti della presidente Alessandra Tolle è solo l'ultimo esempio dell'onda d'odio che allaga i social. L'ultimo episodio riguardante una persona nota perché le pietre vengono scagliate ogni secondo che passa anche contro chi non ha un ruolo pubblico e finisce per dover subire la tempesta senza possibilità di difendersi. Persone attaccate perché donna, gay o transessuale, straniero, ricco, povero, disabile. La piazza senza limiti e confini, offerta dal web, sta dando voce a chiunque si senta in diritto di scagliare insulti e minacce per lo più al riparo dell'anonimato. Ma chi sono questi scagliatori di escrementi? C'è un filo rosso che li accomuna? Il bersaglio preferito, narrato alla base del comportamento dei cosiddetti odiatori, spiega Antonietta Mazzette, docente di sociologia urbana dell'Università di Sassari. C'è la logica del capro espiatorio. Di ciò che mi succede è sempre responsabile qualcun altro. Generalmente si tratta di persone frustrate, persone che hanno problemi, insoddisfazione, situazioni non risolte, ed è facile riversare sugli altri le proprie incompetenze e il peso delle avversità. Sui social ce n'è per tutti, ma sono le donne il bersaglio privilegiato. Un odio crescente, secondo l'indagine di Vox, l'osservatorio italiano sui diritti, che sottolinea sul totale delle persone colpite da hate speech le donne sono la metà. Quindi date la metà, te hanno essere maschero, vabbè. Ma da innanzi USA bloccati i buoni spesa per le famiglie, questo deve andare il numero Kimber, questa cosa, ma dato che l'hanno già aperto l'uleghimo, la Corte Suprema accoglie la richiesta della Casa Bianca in seguito allo shutdown. Praticamente questo shutdown è la finanziaria americana, solo che la finanziaria americana non potete entrare in amministrazione concesionata provvisoria in cui se non viene approvata la finanziaria praticamente tutto lo stipendio pubblico sono sospesi, mentre gli stati italiani insomma su gestione provvisoria si possono fare, se spesa, se scontata, se spesa si possono fare, non si può fare che la spesa in pruso, quindi una cosa che non può succedere. L'abbraccio Trump-Orban preoccupa l'Unione Europea, il leader dell'opposizione ungherese Magyar un regalo elettorale, cioè certo che questo è un regalo elettorale per Orban. E questo Trump, meno male che si è dormito da 3 giorni in conferenza stampa e si è piegato in giro a Bidenka, si è dormito e si è dormito con la Commissione Europea, ha accolto l'abbraccio di Donald Trump e Viktor Orban alla Casa Bianca con un imbarazzato silenzio. Nessun commento trapelato da parte dell'esecutivo europeo circa la concessione a Budapest da parte del presidente americano dell'esenzione
per un anno dalle sanzioni per l'acquisto del petrolio e gas russo. Esprimono invece tutta la loro indignazione l'ex presidente della Commissione, Romano Prodi, la cosiddetta maggioranza Ursula e il leader dell'opposizione ungherese Peter Magyar, pronto a sfidare e battere Orban alle prossime elezioni di aprile. Il professore, durante la sua visita al villaggio Coldiretti a Bologna, si dice convinto che il vero obiettivo di Trump sia quello di spaccare l'Europa. Ma vi rendete conto, dopo aver detto che non dobbiamo mai comprare gas russo, siamo arrivati a dire tu lo puoi comprare, attacca l'ex premier. Siamo arrivati all'infamia. Entrare nella politica di un paese è qualcosa che non si è mai visto. Anche Magyar è convinto che la mossa del presidente USA sia di fatto un regalo elettorale al suo migliore alleato in Europa. Trump sta offrendo ad Orban un'ancora di salvezza, un salvagente politico ed economico in vista delle elezioni. L'esenzione dalle sanzioni è valida per un anno, proprio mentre la campagna elettorale sta per iniziare. In effetti, al momento, secondo i sondaggi, Magyar sarebbe avanti di 10 punti sul partito di Orban. A far crescere il malcontento nei confronti del governo sovranista sarebbe il carovita, effetto della bolletta sempre più cara. Da qui l'importanza che potrebbe avere il soccorso dell'alleato americano nel ribaltare la situazione. È certo che non si ha che nulla pro nulla. Intanto in Iran ci sono veramente una schiena come io che un'idea di evacuare Teheran, brucia la foto di Khamenei e poi muore. L'hanno aiutato a morire. Torna a fare rumore la protesta dei giovani iraniani contro il regime, la morte violenta di un ragazzo che aveva bruciato l'immagine della guida suprema, l'Ayatollah Khomeini, Khamenei, scusate, ha innescato proteste per i sospetti sul decesso, mentre il paese affronta la più grave siccità degli ultimi 10 anni e la capitale rischia l'evacuazione. Il ventenne, Omid Salak, è stato trovato morto in un'auto ad Aligarh, Darz, nell'Iran occidentale. Aveva una ferita da arma da fuoco nella testa e tracce di polvere da sparo sulle mani. Per la polizia iraniana si è suicidato, ha voglia che è suicidato. L'hanno posto la pistola in mano e l'hanno arziata poi di sparare, chissà a mano sua Matessi, ma a far insospettire il fatto che il ragazzo avesse condiviso su Instagram un video in cui bruciava una foto di Khamenei con un sottofondo un discorso dell'ultimo Shah dell'Iran e didascalie che esortavano i giovani a ribellarsi, a credere, insomma, di Shah come è diventato, cioè, insomma, non va a paragone, insomma, uno può seguire un opaco dittatore, ma no che in preda proprio del suo integralismo peso che possa esistere sul mondo. L'intelligenza artificiale, l'uomo quantistico nella nuova società. Di questa intelligenza artificiale ne siamo ragionando non si die, abbiamo nato l'intelligenza artificiale non è stato che un algoritmo, cioè che può fare che cosa che noi abbiamo già fatto, perché adesso che abbiamo fatto noi si può accreditare, cioè non è possibile fare che cosa insieme e sa che cosa che noi abbiamo già fatto. Quindi l'intelligenza non va più nulla, non potete elaborare cosa innanzi, che erano da innanzi, che erano a pensare cosa nuova, potete pensare solo cosa avversa, che praticamente non fa che tanto, che pica tutto lo che noi abbiamo esposto in sarete e poi in base a questo l'elabora impresse, che è una macchina, l'elabora e non dà risposta, però non si può dare mai risposta su che noi pensiamo, cioè dove uno può pensare a una evoluzione, ma l'intelligenza artificiale a questa evoluzione non può pensare. Derrick e Kerkhove annunciano un futuro completamente diverso, una nuova società con tanti strumenti come l'intelligenza artificiale che le permette di essere più efficiente, sempre pronta, organizzata, mai casuale. Ne hanno parlato studiosi autorevoli in un parterre d'eccezione a Nuoro. L'incontro di ieri pomeriggio ha ospitato il direttore scientifico dell'Osservatorio
tutti i media del Kerkhoff, la direttrice media 2000 Maria Pia Rosigno, il professore al MIT di Boston Cosimo, accolto da remoto, Ettore Secchi, rappresentante italiano dell'International Board dell'Einstein Telescope, presidente di Sorgenia, editorialista e già segretario generale del Ministero degli Affari Esteri. Certo, questo non la schiavo che questa cosa, se non vi parlato sicuramente all'ascoltare. Insomma, è interessato a questo argomento. Più pensionati che lavoratori, nel sud l'equilibrio ha già saltato, ma la provincia di Cagliari resta virtuosa. Cioè, solo Cagliari batta pure lavoratori che non pensionati. Cagliari, la rabbia e l'orgoglio, tiene testa al Como, grazie anche ad un super Caprile. Sfiora la vittoria nel finale. Cioè, Castello, insomma, ha giocato abbastanza bene, prima perché sta qui Bingheni 1-0, ma poi in effetti sa cosa, non dico l'hanno annullato. Comunque Cagliari da che punto, su Como, insomma, che Stinaldo cade che 8 punti, quindi è una squadra importante, insomma, Comodia deve giocare Cagliari-Genoa, deve giocare sul 22 di questo mese, e su Genoa gli scritti in difficoltà, insomma, però qualche punteggio ha cominciato a anche. E poi gioca a toglie pure. Basta con i casi Carbonia, la sanità sia garantita a tutti, i casi Carbonia è mala sanità, un sardo su 5 rinuncia alle cure, è la percentuale più alta in Italia, niente meno, addirittura in Italia. Ti dico vi saluto da tutto, poi l'ascoltatore non Pacolo. Il report Istat a non sottoporsi alle visite sono più le donne che gli uomini. L'INPS lancia il portale della famiglia, uno spazio con servizi per i genitori. Il presidente Gabriele Fava: da ente erogatore diventiamo compagno di vita. Per favorire la maternità ed essere sempre più vicini alle donne e alle mamme, l'INPS rilascerà a breve il portale della famiglia e della genitorialità. Lo ha annunciato il presidente Gabriele Fava intervenendo ieri mattina a Milano a L-Active, il forum delle donne, intervistato dalla direttrice Manuela Ravasio. L'INPS, spiega Fava, sta cambiando pelle, da ente erogatore a compagno di vita delle persone. Con la nuova app INPS, sistema MyINPS e il portale giovani, oggi una ragazza che studia, lavora o si prende cura dei propri cari può accedere ai propri diritti dal telefono in pochi minuti, senza più dover scegliere tra una fila allo sportello ed un'ora di lavoro o di cura. Per una donna ogni ora conta, tra lavoro, studio, figli, genitori, e ogni minuto guadagnato è libertà riconquistata, ha aggiunto. Per questo stiamo lavorando perché i diritti non costino più tempo di vita, e cioè si possa accedere a questo servizio del SINPS in maniera facile. Andiamo che torniamo alla politica internazionale. Ucraina, nuovi raid di russi, 4 morti. Putin alla conquista di Potrovsky, in 80 mizza mortos in 7 mesi in Russia, dai narratori sul giornale Repubblica. Non si arrestano i raid russi sull'Ucraina, sono 4 le vittime nella notte, 3 a causa del drone che ha colpito un edificio a Dnipro e un lavoratore di una società energetica rimasto ucciso a Kharkiv. Nella notte la Russia ha lanciato oltre 450 droni d'attacco e 45 missili di vario tipo, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui gli obiettivi di Mosca rimangono invariati
ovvero la vita dei civili, gli edifici residenziali, il nostro settore energetico e le infrastrutture. I combattimenti proseguono anche a Protrovsk e a Donetsk, dove secondo la CNN la caduta della città nelle mani dei russi sarebbe ormai quasi inevitabile. Per Putin si tratterebbe di un'importante vittoria simbolica, prima ancora che strategica. Da Mosca intanto giunge la notizia della condanna a 2 anni di reclusione per Aliona Paulin, la 45enne, di cui il vero nome è Elena Sulikova, era nota anche come la strega di Putin, in quanto insieme ad altre autoproclamate streghe aveva lanciato l'incantesimo contro i nemici del leader del Cremlino per riportarli negli abissi. Quindi prima strega di Putin, come non li hanno polvere, e rafforzare il presidente russo. La donna è stata riconosciuta colpevole di aver offeso i sentimenti dei credenti. Dopo le voci che lo vedevano relegato in un ruolo di secondo piano, torna a farsi sentire il ministro degli esteri Sergei Lavrov, che fa sapere come la Russia non ha ancora ricevuto alcuna spiegazione attraverso i canali diplomatici cosa intendesse il presidente Trump quando ha annunciato la ripresa dei test nucleari. Di nucleare ha parlato anche il segretario generale della NATO, Mark Rutte, insomma pure a Lavrov è stato posto in punizione, in castigo, chissà questi che della il grenucolo. Bene, tancamoci no che si teneva da oggi, che è abbastanza lungo, 37 minuti e 51 secondi, questa sigla di tancatura del Giulito di Vanni Chessa. Ecco qua. A chi vuole suonare? Salutiamo a tutti, buona domenica. Purtroppo una domenica di lutto per Saida, per la morte del ciriaco come fino del Chirchedio, quinto in continente. E il menso video le dicono a tutto dai Bisti TV, adioso e menso da